Sapete che in Sicilia abbiamo una vera passione per il pesce spada. Stamattina in pescheria l'ho acquistato, l'ho fatto tagliare a fettine piuttosto sottili per realizzare degli involtini. Un'altra mia passione però sono gli agrumi siciliani e quindi oggi questi ingredienti li abbino per portare a tavola un secondo semplice ma squisito. Inizio la preparazione tostando i pinoli. Li metto in un padellino e aspetto che cambino colore e raggiungano una consistenza un po' croccante, quindi li tengo da parte. Preparare il ripieno sarà facile e veloce. Io preferisco di gran lunga utilizzare della mollica di pane fresca. La realizzo spesso a casa tritando semplicemente un panino morbido. Alla mollica aggiungo il formaggio grattugiato, un ciuffetto di prezzemolo tritato, i pinoli tostati, la scorza grattugiata di un limone e di un'arancia. In questi casi occorre utilizzare agrumi biologici, la cui scorza quindi non ha ricevuto trattamenti chimici. Mentre del limone utilizzo solo la scorza, dell'arancia ricavo anche il succo, che aggiungo alla mollica. Scelgo di inserire nel ripieno solo il succo dell'arancia, evitando il succo del limone perché ovviamente essendo molto più aspro può andare a compromettere il sapore delicato che invece voglio esaltare, quello del pesce. Continuo con un pizzico di sale, del pepe nero macinato e un filo d'olio extravergine di oliva. Mescolando bene, come vedete, ottengo un composto umido e sgranato. Aggiungo, quando necessario, un altro po' di succo di arancia, proprio per ottenere una mollica simile alla sabbia bagnata. Ora che la farcia è pronta, allargo sul piano di lavoro tutte le mie fettine di pesce spada. Mi dispiace constatare che anche qui diventa sempre più difficile trovare pesce spada fresco e non decongelato, ma soprattutto trovare anche chi è capace di tagliarlo davvero a fettine sottili. Alcuni usano l'affettatrice, altri fanno a mano, ma magari rimangono un po' spesse. Comunque ci accontentiamo. Adesso li allargo sul piano di lavoro ben pulito e andiamo a farcirle. Ovviamente hanno una forma irregolare e gli involtini potrebbero non essere perfetti, ma questo poco importa perché in cottura si compatteranno. Al centro di ogni fettina sistemo un bel mucchietto di mollica. Porto verso il centro i lembi laterali e poi arrotolo su se stessa la fettina per formare un involtino. Cerco sempre di far avanzare della mollica, quindi passo tutti gli involtini nell'avanzo di ripieno, così da panare un po' anche la superficie, che diventerà più gustosa. Man mano che sono pronti, adagio gli involtini nella pirofila, dopo aver sporcato il fondo con un filo d'olio. Finito questo lavoro, aggiusto in superficie con un pizzico di sale. E adesso non mi resta che rendere tutto più ricco ancora una volta con gli agrumi. Taglio un'arancia e un limone a fettine. Ogni fettina la taglio ulteriormente in due per ottenere delle mezzalune, che sistemo tra un involtino e l'altro. E per un ulteriore tocco di profumo e di colore aggiungo anche delle foglie di limone, che prima ho lavato e asciugato. Non resta che completare con un filo d'olio e si va in cottura. I miei amici pescatori dicono sempre che il pesce quando è buono, quando è fresco, profuma. Guai a dire puzza di pesce, non esiste. È proprio il nostro caso. Questo pesce che adesso andrà in cottura in forno è profumatissimo, ovviamente anche grazie a questa nota agrumata che gli abbiamo dato, e direi che è già bello, vivace e colorato così, però adesso lo mettiamo in forno statico a 200 gradi. Basteranno più o meno 15 minuti di cottura. Se volete gratinare di più in superficie gli involtini, potete proseguire ancora un paio di minuti con il grill. A me piace portarli a tavola così. Il loro aspetto è delicato tanto quanto il profumo e il sapore. Ma la cosa che certamente piace di più di questo piatto è la morbidezza di ogni boccone, che lascia percepire il sapore e la freschezza del limone e dell'arancia, creando un equilibrio perfetto. Per me questa ricetta è da 10 e lode, però sono curiosa di conoscere il vostro parere, quindi se la provate lasciatemi un commento. Ne approfitto per ricordarvi che tutte le dosi degli ingredienti le trovate sempre in descrizione sotto il video o nei commenti. È buonissimo. Vi mando anche un abbraccio e vi aspetto presto con un nuovo video. Ciao a tutti da Valentina!